No, io ho seguito l'azione perché so che Scozia quando arriva una palla dietro la mette subito di prima. Poi sono stato fortunato perché c'è stato un campanile più che un cross e sono riuscito ad arrivare prima del portiere. Sì, purtroppo noi abbiamo preparato la partita in un determinato modo e poi abbiamo preso gol subito, poi su un errore individuale abbiamo preso anche il secondo gol e siamo partiti in salita, quindi dovevamo subito recuperare e col 2-1 ci siamo messi in carreggiata. Siamo rientrati in campo nel secondo tempo con un'altra mentalità, una mentalità forte, una mentalità di una squadra che non accetta di perdere e cerca di giocarsela a viso aperto con tutti. Quindi quello che prendiamo di buono è la determinazione e la voglia di non uscire mai sconfitti dal campo. No, io della mia prestazione non sono contento, l'unica cosa che salvo è il gol. Invece per la prestazione della squadra devo dire che tutti hanno dato il 110% perché recuperare una partita da 2-0, portarla sul 2-2 e rischiare di vincerla perché con qualche episodio abbiamo rischiato di vincerla non è facile, quindi questo ci fa capire che la squadra c'ha una mentalità vincente. Sì, io mi trovo bene in qualsiasi modulo adatto al mister, che sia il 4-3, il 4-4-2 o qualsiasi altro modulo, non ho problemi. Oggi è stata una bella partita, abbiamo fatto molto bene e secondo me abbiamo meritato di vincere oggi, anche se peccato abbiamo perso 2 punti, però va bene così. Sul gol da tanto che non faccio gol io. È meglio che mi sono sbloccato subito e poi vediamo. E non è stato un gol banale, anche perché è stato un bel cross di Falco. Mi ha messo una bella palla, l'ho schiacciata, meno male è andata dentro. Sì, non sbagli perché ancora io non sono al 100%, adesso sono al 50-60% perché ho perso molto, non mi sono allenato sempre con la squadra, anche durante il ritiro sono stato quasi più fermo che in campo. Piano piano adesso mi alleno, non mi sono fermato questa settimana che è molto importante e adesso devo lavorare ancora. No, non mi muovo, assolutamente non mi muovo da qua perché voglio fare grandi cose con tutta la palla.